Buonasera ai titoli. Il femminicidio di Lorena 40, la Cassazione annulla l'ergastolo per Antonio De Pace, la rabbia dei genitori, ma quale stress da Covid. Lui usciva tutte le sere per giocare alla PlayStation. Campi assetati, cittadini senza acqua, Caltanissetta, alcune zone a secco da 42 giorni. La diga di Lentini non riesce a distribuire l'acqua. La pompa si è guastata, i lavori per ripararla vanno avanti da mesi. In Sicilia è già stagione di vendemmia per l'effetto caldo e siccità. Raccolti i primi grappoli d'uva in una delle più grandi cantine d'Italia, a Menfi, nell'Agrigentino. Catania e la mobilità sostenibile, inaugurate le fermate della metropolitana Fontana e Montepo, un altro step verso Mister Bianco e Paternò. Al taglio del nastro il ministro Salvini, che annuncia di avviare i cantieri per il ponte entro l'anno. Nuova emergenza rifiuti a Palermo, la commissione parlamentare sul ciclo dei rifiuti sbarca a Bellolampo, sopralluogo nell'unica discarica pubblica siciliana, 2 giorni dopo i danneggiamenti dolosi agli impianti. Costellazione è il nuovo brano di Brando Madonia. Il cantautore catanese si prepara ad aprire il concerto di Max Gazzè a Noto. Calciomercato in primo piano, il Palermo in chiusura con il centrocampista Blin. Messina ufficializza il primo acquisto, 7 gol per il Catania all'esordio con l'Assisi. Buonasera, eccoci qui. Dunque, in apertura alla cronaca, ma quale stress da Covid, usciva tutte le sere per giocare alla PlayStation. Così è la rabbia del padre di Lorena 40 dopo la sentenza che ha annullato l'ergastolo per l'assassino della figlia. Sentiamo Lorena Dolci. La rabbia non è solo per il fatto mio di Lorena, la rabbia è per tutte le donne uccise per mano di un assassino, di un criminale che amava. È un colpo, è una giustizia malata. È arrabbiato Vincenzo 40, il padre di Lorena, uccisa a 27 anni dal fidanzato. Lo sdegno è per la sentenza della Cassazione che ha annullato l'ergastolo perché non sarebbe stato valutato lo stress da Covid dell'imputato. Era il 31 marzo 2020, in piena pandemia, quando Antonio De Pace strangolò la ragazza nella sua villetta di Furcisiculo. Dopo 2 gradi di giudizio, la Corte ha spedito gli atti a Reggio Calabria per valutare le attenuanti generiche relative ad uno stato di ansia. Non avevo una forma di patologia o stress da Covid, perché ogni sera nel WhatsApp iterate processualmente lui la sera usciva, andava a giocare con la PlayStation con gli amici, si divertiva nel Covid. Una sentenza che ha suscitato un coro di critiche. Per i centri antiviolenza un duro colpo alle battaglie contro i femminicidi. Giustificare in qualche misura il fatto dell'omicidio da parte del signor De Pace solo perché eravamo in periodo di Covid certamente apre una breccia nella giurisprudenza di legittimità che è intollerabile. Per cui anche la tutela, dei semplici, tra virgolette, maltrattamenti oggi è un po' più carente a questo punto. Giornalmente si lotta per il femminicidio, ci sono le associazioni, vanno alle scuole, ma a quale scopo più? Se quando si lotta e poi arriva la giustizia e ti butta tutto in aria, credo che abbiamo perso. E la Corte d'Assise di Trapani ha condannato all'ergastolo un uomo di 64 anni accusato di aver ucciso la moglie a coltellate. Il femminicidio è avvenuto in casa della coppia a Marinella di Selinunte 2 anni fa. Si è tenuta nel luogo dove sarebbe avvenuto il presunto femminicidio l'udienza della terza Corte d'Assise Appello di Catania, davanti alla quale si celebra il processo ad Andrea Bellia per l'omicidio aggravato di Simona Floridia, la 17enne scomparsa il 16 settembre del 92. L'uomo condannato in primo grado a 21 anni di reclusione. Voltiamo pagina, ci occupiamo della crisi idrica in Sicilia, campi assetati e cittadini senza acqua. La crisi mette in ginocchio agricoltori ma non soltanto, intere anche comunità. Tra le province più colpite Agrigento e Caltanissetta. È veramente paradossale la situazione della diga di Lentini. Sentiamo Adelaide Barbagallo.
È la peggiore crisi idrica degli ultimi anni. È lapidario il sindaco di Agrigento Franco Miccichè. Nella città dei Templi l'acqua viene distribuita ormai ogni 15 giorni. In provincia va persino peggio. A Ravanusa si è arrivati a turni di 20 giorni. Il comitato Vogliamo l'acqua ha scritto una lettera al Presidente della Repubblica Sergio Mattarella evidenziando i gravissimi disagi della popolazione e il disappunto per non aver preso di chi di competenza le dovute decisioni per tempo. Nella missiva si chiede l'intervento del genio militare della protezione civile. Il primo cittadino ha firmato un'ordinanza contro gli sprechi e ha perfino dato l'ok a circolare alle autobotti non autorizzate per conto terzi. Oltre alla crisi idrica, Miccichè ha anche altre problematiche da affrontare, i rifiuti e i grattacapi all'interno della sua maggioranza. A sorpresa ha azzerato tutta la giunta. Manca l'acqua nelle abitazioni e manca quella per l'irrigazione dei campi con gravi danni per l'agricoltura. Ad Enna il lago di Pergusa si è prosciugato, così come il Fanaco in provincia di Palermo. A Trapani gli agricoltori fanno la fila per chiedere l'acqua al consorzio di bonifica, per poi sentirsi dire che le tubature si sono rotte. Tra le province più colpite c'è Caltanissetta, dove l'acqua non arriva da 42 giorni. In provincia di Catania, a Lentini, la diga ha una discreta riserva d'acqua, ma centinaia di persone del comparto agricolo e florovivaistico rischiano il posto di lavoro a causa di una tubatura. È la paradossale quanto sconcertante vicenda che riguarda i lavori per il sollevamento dell'acqua dalla diga per le aziende dell'area del Catanese, denunciata dal presidente Coldiretti Andrea Passanisi, che punta il dito sulla lentezza dei lavori di riparazione iniziati a maggio e che si sarebbero dovuti concludere a giugno. E in Sicilia la vendemmia è già iniziata in anticipo, un record rispetto agli anni passati dovuti a caldo e siccità. I primi grappoli d'uva nei secchi dei vendemmiatori di una delle più grandi cantine d'Italia, a Menfi, in provincia di Agrigento. Ancora Adelaide Barbagallo. Siamo a luglio ed eccoli i primi grappoli d'uva pronti per diventare vino. Con un anticipo record in Sicilia ha preso ufficialmente il via la vendemmia 2024. Ad Agrigento, nell'area di Menfi, in contrada Puccia, i vendemmiatori della più grande cooperativa dell'isola hanno preso in mano le forbici e cominciato a staccare le uve. A determinare questo anticipo eccezionale di uno dei riti agricoli più affascinanti i cambiamenti climatici, caldo e siccità, con vigneti fioriti già ad aprile. La causa principale è stata la siccità. Qui da noi sono cadute circa 250 mm di pioggia. Inoltre le temperature medie nella stagione primaverile e estiva è stato superiore alla media e quindi ha causato anche un anticipo del germogliamento, che le uve sono sane, integre. Ci aspettiamo ora al momento della vinificazione dei vini che siano varietali, minerali e quindi molto fruttati. Saranno vini di ottima qualità anche nelle province di Palermo e Trapani, ma alcune aree sono invece in fortissima difficoltà e accusano perdite che vanno dal 50 al 70%. È il caso dei circa 5.000 ettari di terreni dell'area mazzarese servita dalla diga Trinità, dove in queste settimane è stata garantita solo l'irrigazione di soccorso. Un 41enne che ha gettato 3 sacchi pieni di spazzatura in una stradina secondaria di Adrano, siamo nel Catanese, è stato identificato e denunciato per abbandono di rifiuti, reato che è punito con un'ammenda penale da 1.000 a 10.000 euro. Il Tribunale di Marsala invece ha condannato a 1 anno e 5 mesi di reclusione per l'incendio doloso l'uomo di 65 anni che venne sorpreso dai vigili urbani mentre in un suo terreno dava fuoco a rifiuti plastici e vecchi pneumatici. Andiamo a Catania, dove c'è stata una svolta sostenibile soprattutto nella viabilità. Infatti sono state inaugurate le fermate della metropolitana Fontana e Montepo. È un altro step verso Mister Bianco e Paternò. Il direttore del DFCE Fiore dice avanti spediti ed ora riapriamo il cantiere di via Castromarino. Al taglio del nastro oggi era presente il ministro Matteo Salvini. Sentiamo Tonino De Mana. Avanti tutta con altre 2 fermate, Fontana e Montepo, che allungano la metropolitana di Catania. Il programma di investimenti di un importo complessivo di 1,5 miliardi di euro procede, ora spedito verso Mister Bianco e Paternò, passando dagli 8 km e 800 metri a 10 km e 500 metri. Lo sviluppo della metropolitana prevede anche la fornitura già appaltata di 25 treni, dei quali 8 sono già in esercizio, ed uno di questi convogli, dopo il taglio del nastro, ha effettuato il primo viaggio da Fontana a Montepo. A bordo il ministro Salvini, il prefetto di Catania Librizzi, i vertici delle forze dell'ordine, il sindaco di Catania Trantino, l'arcivescovo Renna e ovviamente la dirigenza di FCE. E guarda ancora avanti il direttore generale
Fiore. Ci auguriamo da qua a fine anno di aprire i lavori anche per Mister Bianco, così come speriamo di aprire velocemente i cantieri per l'aeroporto. A breve riprenderemo lo scavo sotto via Castelnuovo Marino, sono in fase avanzata di preparazione tutte le attività propedeutiche con le riprese dello scavo, un momento importante, una buona congiuntura positiva per la metropolitana di Catania. Gli fa eco un più che soddisfatto trentino, promotore anche del progetto Fermate d'Arte. Ma è Catania? Nel senso che vedendo queste due stazioni mi sento veramente come se ci trovassimo nel distretto architettonicamente più evoluto di Londra, Berlino, di qualche altra grande capitale europea, perché non solo parliamo di mobilità sostenibile, ma parliamo anche di una progettazione architettonica che dà spazio al piacere per l'arte e quindi alla possibilità di configurare la stazione non come un momento di transito veloce, momento anche di crescita culturale. Ed un'altra buona notizia arriva da Bruxelles, con un ulteriore finanziamento europeo di 68 milioni di euro per la tratta metropolitana Stesicora-Aeroporto. La commissione parlamentare sul ciclo dei rifiuti sbarca a Bellolampo, siamo a Palermo, sopralluogo oggi nell'unica discarica pubblica siciliana, 2 giorni dopo i danneggiamenti dolosi agli impianti. Sentiamo Maglio Viola. È durata quasi 6 ore la visita della Commissione parlamentare d'inchiesta sul ciclo dei rifiuti nella discarica palermitana di Bellolampo, l'unica pubblica della Sicilia, gestita da una società partecipata del comune di Palermo. Gli impianti e le vasche accolgono i rifiuti non solo di Palermo ma anche del comprensorio. Al centro delle verifiche della Commissione non solo le vicende degli ultimi giorni ma l'intero sistema siciliano dei rifiuti. Venerdì scorso è stata la giornata dei sabotaggi a Bellolampo, sono stati allentati i perni e danneggiati i componenti elettrici degli impianti di trattamento dei rifiuti, sabotaggi resi evidenti anche dai colpi di martello e di pala inferti in maniera chiara al trituratore dell'impianto TMB. Sul tavolo del presidente della RAP Giuseppe Todaro sono arrivate segnalazioni dettagliate su quanto successo nel fine settimana all'impianto del capoluogo. Dopo aver raccolto tutti gli elementi, le imprese che operano all'interno della discarica hanno presentato una denuncia alla polizia. Nelle settimane precedenti e nei mesi precedenti la discarica era stata al centro anche di strani incendi alla sesta vasca, fuoco divampato in maniera anomala anche se non è stato possibile dimostrare quello che tutti considerano un episodio doloso. Tutte cose da verificare con opportune indagini, ma intanto nessuna conseguenza sulla raccolta dei rifiuti in città, dice sempre il presidente della RAP Giuseppe Todaro. Contemporaneamente però roghi della spazzatura non raccolto sono stati registrati in via Patti, in via San Filippo, in via Giuseppe Lanza di Scalea e in via dei Volpini, tutte nelle zone a nord della città di Palermo. Dopo anni e anni di ritardi, la Regione consegna ai Vigili del Fuoco di Siracusa il nuovo comando provinciale. Entro l'anno il trasferimento, ma la sede, non ancora del tutto completata, sarebbe troppo piccola. Francesco Aloi. Una giornata storica o quasi per Siracusa. Dopo anni e anni tra annunci e proteste si consegna il nuovo comando provinciale dei Vigili del Fuoco. Finalmente una sede operativa del Corpo Nazionale che abbia tutti i requisiti necessari per affrontare la nostra missione del soccorso pubblico. Un momento tanto atteso, con il comodato d'uso gratuito concesso dalla Regione. Finalmente il giorno tanto atteso è arrivato. Ma crediamo che l'impegno che il governo Schifani aveva assunto con la città di Siracusa lo abbia rispettato, lo abbia mantenuto. Al di là di ogni tipo di speculazione che poteva essere effettuata, abbiamo evitato di consegnare questo immobile ai Vigili del Fuoco durante la campagna elettorale. Ma prima di festeggiare è meglio guardare più a fondo. È stata completata soltanto una parte dell'edificio. Come si vede, qui c'è ancora lo scheletro della struttura. Cura e abbandono, quindi sono l'una accanto all'altro, nel nome dei Vigili del Fuoco. I famosi angeli, che però a Siracusa avranno un edificio forse troppo piccolo per ospitare un comando provinciale. Una sede che risulta assolutamente incompleta, con spazi che non sono conformi per poter essere una sede di servizio. Mancano le camerate per il personale femminile, manca uno spazio ricreativo per i Vigili del Fuoco stessi. Adesso non resta che attendere il trasloco dalla vecchia sede di via von Platen alla Pizzuta, ma quello che più interessa ai pompieri è se qui, prima o poi, i lavori saranno conclusi al 100%. Chissà. E a proposito di interventi dei Vigili del Fuoco, oggi quelli di Catania hanno spento un incendio all'interno di un capannone in contrada Milisinni, nella zona industriale, in fiamme materiale compostabile. Breve pausa poi a Ragusa, dove c'è stato il crollo parziale del soffitto del tribunale.
A Ragusa chiusa un'ala al secondo piano del Palazzo di Giustizia dopo un parziale distacco del soffitto per la rimozione di un condizionatore. Una struttura pericolosa e a rischio cedimento, sfiorata appunto la tragedia. Veronica Barbarino. Si chiude temporaneamente un'ala del Tribunale di Ragusa dopo un parziale distacco del soffitto a seguito della rimozione di un condizionatore. Un soffitto ritenuto pericoloso a causa dello stato di degrado delle armature strutturali per l'ossidazione del materiale ferroso. Questo episodio rimette luce sulle criticità del Palazzo di Giustizia e riporta alla mente dei ragusani l'ex Tribunale di Modica, uno dei più moderni del Mezzogiorno d'Italia, inaugurato nel 2004 e stravolto nel 2013 dalla Spending Review, con cui si chiusero in Italia 31 tribunali minori. Oltre 10 anni fa a Ragusa, con documento a firma del procuratore capo dell'epoca e del presidente del tribunale dell'epoca, dispose un accertamento tecnico per verificare lo stato di salute del tribunale di Ragusa. Si concluse con l'affermazione secondo cui quella struttura contiene notevoli criticità strutturali. In questi anni il Comitato Pro Modica ha lavorato per riproporre il naturale utilizzo del Palazzo di Giustizia della Contea. Dopo vari governi oggi si apre una nuova prospettiva, la proposta del Tribunale Modica Val di Noto. Siamo riusciti ad ottenere non soltanto la conferma del nuovo Tribunale dei 4 comuni originari, ossia Modica, Ispica, Scicli e Pozzallo, ma anche l'adesione di altri 4 comuni del Siracusano. Questa proposta è sul tavolo del governo centrale e si somma alle eventuali proposte degli altri 30 tribunali soppressi. Sarà Roma quindi a decidere quale per tutti adottare. Estate, tempo di musica, tormentoni radiofonici, ma anche progetti inediti made in Sicily, come quello di Brando Madonia. Sentiamo Eva Spampinato. Tutto l'universo non ha niente da dire riguardo le vite che ci ha perso. Una sala di incisione piena di strumenti musicali, mixer, poster e premi che si intrecciano con quelli di papà Luca in un viaggio lungo 30 anni, di padre in figlio, sempre nel segno della musica, bella, suonata, vissuta. Come sempre esisti, come sempre capisci che non sono come te. Lui è Brando Madonia e questa è la sua musica. Costellazione è l'ultimo singolo dell'EP Estate Lachea, un progetto musicale lungo un anno, tutto made in Sicily, anzi made in Catania, prodotto da lui e scritto con il fratello Mattia Madonia per l'etichetta Pulp Records. Ed è un brano sicuramente con sonorità estive, appunto perché era quello il mio intento per tutti i brani dentro questo EP. Ed è, per come lo vedo io, una sorta di una malinconia spensierata. Trovato quest'idea di far uscire 4 EP stagionali, appunto partendo dall'autunno, ognuno con 5 brani e ognuno con un proprio mondo, cioè volevo distinguerli, anche proprio le sonorità le volevo distinguere. 34 anni, un animo gentile e la sensibilità di chi trasforma i pensieri in melodia. Ora è come se si parte prima dai social e poi si arriva alla musica. Mi sembra quasi come prima bisogna essere un po' influencer, una volta che hai l'attenzione per qualcosa allora puoi far sentire la tua musica. A fine agosto aprirà il concerto di Max Gazzè a Noto. Di tornare ad aprire un suo concerto in Sicilia, a Noto, davanti alla cattedrale, stupendo, non vedo l'ora. Una breve pausa e poi il calciomercato per le siciliane. Calcio e mercato in primo piano, il Palermo è in chiusura con il centrocampista Blin, il Messina ufficializza il primo acquisto, 7 gol per il Catania all'esordio con l'Assisi. Francesco Triolo. Calciomercato e calcio giocato vivono binari paralleli a luglio. A Palermo ormai si è addirittura d'arrivo per l'ingaggio di Blin. Il centrocampista sta svolgendo le visite mediche e dovrebbe raggiungere Manchester per passare i primi giorni di preparazione insieme ai compagni. Fase di stallo invece per Pierozzi, il calciatore della Fiorentina era atteso a Livigno e sembrava tutto fatto, ma la situazione è in stallo e De Santis tenterà di risolvere in questi giorni. 7 gol invece per il Catania nel test stagionale d'esordio a conclusione della prima settimana di ritiro. La squadra allenata da Domenico Toscano
Toscano ha sostenuto un allenamento congiunto con la formazione locale dell'Assisi, neopromossa nel campionato di prima categoria. Solo 13 gli elementi utilizzati dall'allenatore rossazzurro nell'amichevole durata 70 minuti e disputata allo Stadio degli Ulivi davanti a circa 200 spettatori, con Toscano che ha proposto un 3-4-2-1. Il primo gol della nuova stagione l'ha segnato Bois di testa su assist di Higuaini, quindi il raddoppio di Castellini, il gol di Di Tacchio e quelli di D'Andrea e Luperini per il poker del primo tempo. Nella ripresa la doppietta di Carpani e la rete di Popovic timbrano il 7-0 finale. Non hanno preso parte al test Adamonis, ad Anastasio, Celli, Silvestri e Tirelli, tutti alle prese con programmi personalizzati, out anche Cianci bloccato da una distrazione muscolare e Verne impermesso per completare la riatletizzazione atteso nuovamente in gruppo nel corso della prossima settimana. A Messina è stato ufficializzato il primo ingaggio, quello del centrocampista Diego Simonetta, classe 2002. Domani scatterà il ritiro a Zafferana e Tenei. In questo momento sono 5 giocatori sotto contratto, ma il clima intorno alla società continua ad essere pesante con tante polemiche. Domani alle 18:30 in piazza Municipio prevista la manifestazione dei tifosi che chiedono al presidente Sciot. A Trapani la società Granada, mentre continua il pressing su Ricciardi e Lavellino, saluta Federico Marigosu che su Instagram ha salutato i tifosi del Trapani dopo 2 stagioni. È tutto per questa edizione, grazie per l'ascolto e buona serata.